Salve! Oggi restiamo nella tradizione e facciamo una ricetta molto ma molto, diciamo, buona e molto rappresentativa per questo periodo. Le cosiddette chinulille. Ovviamente io li faccio diciamo come si fanno al mio paese, a coroncina. Invece nei paesi limitrofi li fanno a mezzaluna, ma la caratteristica è quella là, almeno da noi. Vi voglio solo ricordare una cosa, gli ingredienti sono semplicissimi e quindi non ci vuole granché come preparazione. È un pochettino, diciamo, ci vuole un po' di pazienza, va? Oggi avrò il piacere di parlare direttamente con la nostra nutrizionista, che così in diretta vediamo cosa ci dice, cosa ci racconta, se c'ha oltre, vabbè, al discorso diciamo nutrizionale degli elementi eccetera eccetera, se a lei qualche chicchetta, qualche racconto particolare dell'infanzia, e quindi faremo questa puntata insieme e vedremo il da farsi. Iniziamo prima di tutto con la ricetta. Allora, ovvio, vi ricordo sempre che le dosi che io vi do potete tranquillamente e fedelmente raddoppiarle, perché io le ho dimezzate per una questione proprio di tempi. Quindi cosa ci serve? Vi ricordo ancora di più. La ricetta originale proprio veniva fatta col vino. Poi nel tempo diciamo che abbiamo ammorbidito un pochettino il sapore di questo impasto, per cui usiamo o il vermouth, oppure facciamo, siccome i liquidi vanno in uguale quantità, per esempio 250 ml di olio e 250 ml di vino, ma per ammorbidire un pochettino la ricetta mettiamo 250 ml di vino, facciamo metà vino e metà vermouth, oppure tutto vermouth, come piace a noi, viene più aromatizzata, viene più morbido il gusto. L'unica cosa che bisogna fare è riscaldare poco poco i liquidi, per cui noi partiamo. Intanto vediamo ecco qua. Io ho usato oggi 250 ml dei liquidi, quindi di vermouth, e 250 ml di olio. Perfetto, lo dobbiamo semplicemente far riscaldare. Nel frattempo ci prepariamo la ciotola, dove buttare il liquido tiepido e mano a mano scioglierci la farina dentro. L'unica cosa che ci va in più è un mezzo cucchiaio di sale in questa quantità. Mezzo cucchiaio di sale. Nel frattempo vogliamo chiedere intanto già alla nostra nutrizionista questi elementi a cosa. Vi dico di più un'altra cosa. Ovviamente nell'interno della chinolilla ci va un ripieno che è fatto con noci, uva passa e miele. Ecco perché vi dico che faccio fedelmente la ricetta che rappresenta il mio paese, Bocchigliero, perché in altri paesi limitrofi mettono la marmellata. Noi invece il miele, perché anticamente si usava o miele di fichi oppure del mosto cotto, per cui io uso fedelmente il miele perché viene più, diciamo che con la marmellata è più un sapore più aspro, invece questo è veramente avvolgente. Ovviamente questo impasto lo dovete preparare prima. E che cosa? Siccome io sto usando 250 ml di olio e 250 ml di vermouth, facciamo 250 grammi di noci e 250 grammi di uva passa. Per quanto riguarda il miele ne mettiamo più o meno 175 ml, non deve essere molto. Il miele ci serve semplicemente per raccogliere l'impasto, non deve essere brodoso che poi esce fuori dal dolce, diciamo. Va fatto prima, infatti io l'ho già preparato, perché poi si deve raffreddare, perché lo devo prendere con le mani. Quindi diciamo che è questo qua, vedete? Già vedete com'è bello denso, ma nello stesso tempo non è brodoso, ok? E poi lo mettiamo nelle nostre chinolille. L'ho preparato prima perché si doveva raffreddare e anche per un fatto proprio di tempi. Intanto questo sta andando. Vogliamo intanto chiedere alla nutrizionista, visto che ho già dato gli elementi che userò in questa ricetta, quello che
diciamo, cosa rappresentano questi elementi, che valore nutrizionale hanno, ok? Nel frattempo che noi aspettiamo che si riscalda l'olio. Salve, ciao Graziella, è un onore essere qui con te, ma con gli amici a casa. Dunque, hai parlato di vermouth, hai parlato di olio, quindi liquidi. Iniziamo a raccontare un po' i valori nutrizionali. Dunque, il vermouth, vediamo che per 100 grammi abbiamo 139 calorie, si definisce una bevanda alcolica e potrebbe contenere tracce di proteine, 0 grassi e 13,9 di carboidrati. Viene usato nella preparazione di dolci come queste chinulille o per insaporire alcuni piatti. Contiene sodio e alcol, 0 colesterolo, potassio. È sconsigliato, cari amici, nei soggetti con patologie croniche, ad esempio problemi di fegato, cirrosi epatica o problemi gastrici. Naturalmente in piccole dosi, come sempre, non fa male. È un vino aromatizzato creato a Torino nel 1786. È riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale italiano. È un ingrediente primario per numerosi cocktail. La gradazione non deve essere inferiore a 15,5 in percentuali in volume e il contenuto in zuccheri complessivi espressi come zucchero invertito non inferiore a 14 grammi per 100 ml. Benissimo, Gli benissimo. aromi derivano da foglie o piante intere, fiori, radici, frutti, eccetera. Può essere di tante varietà, quindi abbiamo per esempio il vermouth rosso, quello bianco, quello rosato, e per il gusto possiamo classificarlo come dolce, secco, extra secco e chinato. L'uso del caramello come dolcificante e colorante riservato a quello rosso. In effetti, cara Graziella, queste tradizioni delle chinulille rispecchiano poi le diverse zone. Esempio, le mie origini sono longobucchese, come giustamente dicevi tu, cara. Noi utilizziamo la marmellata per avere, diciamo, questo sapore un po' più astringente, poi dipende sempre dalla marmellata di riferimento. Se mettiamo quello di albicocca verrà un po' più dolce, se invece per esempio usiamo quello di prugne avremo un sapore un po' più acidulo, più amaro. Poi vediamo l'olio Evo, quindi extravergine d'oliva, è uno dei componenti fondamentali della dieta mediterranea. È un alimento sano e nutriente se messo a crudo, ha proprietà eccezionali per la salute e il benessere dell'organismo. Ricordiamo che per 100 grammi di prodotto abbiamo circa, attenzione, 884 calorie. Contiene acido linoleico utile per contrastare, cari amici, il colesterolo cattivo, ricco di acidi grassi monoinsaturi. Questi riducono alcune malattie croniche, fa aumentare infatti il colesterolo buono, quello HDL, responsabile appunto della funzione ripulitrice delle arterie. Tra le altre sostanze benefiche, l'olio Evo è ricco di antiossidanti, flavonoidi, polifenoli e squalene. Quest'ultimo, secondo molti studi, inibisce la crescita tumorale di un gruppo particolare di tumori e può essere azione preventiva anche sullo sviluppo delle oncostaminali. Ha potere antinfiammatorio, previene l'invecchiamento cellulare. Cari amici, vediamo che è ricco di vitamina E, vitamina K e oltre agli innumerevoli minerali che sono contenuti, quali il potassio, il sodio, il calcio, il ferro e lo zinco. Esistono 4 tipologie dell'olio che poi viene classificato in base all'acidità.
E appunto abbiamo quello extravergine d'oliva, quindi abbiamo un grado di acidità meno di 0,4, poi abbiamo quello vergine da 0,4 grado di acidità a 0,8 e poi abbiamo quello lampante, quindi un po' scadente, da 0,8 a 1,5, poi quello di Sansa, proprio quello diciamo di scarsissima qualità, superiore a 1,5. Quindi questi sono i liquidi. Poi Graziella parlava appunto del miele. In effetti vediamo che è dal carattere color oro con una consistenza sciroppata e cristallina, ricco di fattori nutrizionali ad azione antibatterica e antinfiammatoria e decongestionante, come appunto per la presenza di polifenoli ed oli essenziali che questi uniti all'effetto emoliente dell'alimento fanno sì che il miele sia una buona soluzione per il trattamento delle faringiti, soprattutto in alcune varietà di miele. Infatti è un toccasana per la nostra salute in questi periodi un po' di raffreddamenti affini. Il prodotto della trasformazione effettuata avviene attraverso le api, della secrezione dei fiori e dall'escrezione di alcuni insetti, quindi la melata. È davvero un prodotto eccellente. Pensate, per 100 grammi di prodotto abbiamo 300 calorie. Cara Graziella, allora cosa ne pensi di questo miele? Innanzitutto, quale miele stai adoperando per questa ricetta? Allora, io in questo caso ho messo del miele di arancio con un po' di miele di millefiori, Ah, perché poi ottimo. nell'impasto, diciamo nell'impasto con le noci, ci ho grattato anche una buccia di arancia, ovviamente biologica, per cui per riprendere un pochettino il gusto dell'arancia ho usato questo miele d'arancio con un po' di miele millefiori. Però ovviamente è Ah, ovvio che uno può a sua scelta miele di castagno, quello che più gli gradisce. Io per abbinare un pochettino questa arancia, perché gli dà un sapore, un profumo particolare, allora ho voluto, ma è stata una mia idea, voglio dire, ho usato questo miele d'arancia. Intanto nel frattempo i miei liquidi sono pronti, così inizio a, a impastare, diciamo, le chinulille, ok? perfetto, perfetto, anche perché poi se utilizzi il miele d'arancia abbiamo anche un ottimo connubio con la vitamina C, quindi rimaniamo in tema per i malanni stagionali. Bene, bene. Perfetto. Quindi stavi dicendo di questo contenuto delle chinulille, quindi Sì, le noci, poi cosa c'è più? allora ci sono le noci, l'uva passa e poi un pizzico di cannella, ovviamente in polvere, un pizzico di chiodi di garofano, diciamo questi per aromatizzare un pochettino il tutto. E poi io in questo caso ho, diciamo, ci ho messo pure la buccia dell'arancia, ecco, tutto un di più che voglio dire, se uno non ce l'ha, pazienza, è un di più che ho voluto mettere io. E quindi questo qua, non c'è nient'altro nell'impasto, diciamo in quello che ci serve per riempire le chinulille, c'è solo questi sono i prodotti che vanno messi là dentro, non c'è niente di più. Perfetto, perfetto. Allora, intanto iniziamo a mettere piano piano, devo usare per forza il cucchiaio perché l'impasto è caldo, per cui non ci posso mettere le mani dentro. Quindi finché non raccogliamo un pochettino i liquidi, diciamo va messo col cucchiaio e cerchiamo di non far formare dei grumi. Ovviamente queste sono delle quantità ad occhio, un pochettino, quando questi dolci ad occhio qualcuno si trova un pochettino, vuole per forza sapere la quantità, però la quantità ragazzi è un po' difficile. Ovviamente questo è un impasto liquido in questo momento, noi dobbiamo cercare di raccoglierlo e fare un panetto lavorabile ovviamente. Quindi mettiamo farina quando basta, purtroppo si dice così. Mi sono scordata di dirvi che metto anche
in questa quantità mezzo cucchiaio di sale. Non ci va il lievito, perché alcuni dicono, mi hanno chiesto se ci va del lievito di birra, se ci va del lievito per dolci, non ce ne vuole. È un impasto sostanzialmente, diciamo, salato dolce, va? Dolce perché glielo dà il ripieno poi il dolce, però questo è un impasto salato. E dobbiamo tener conto che essendo dolci della tradizione, sono chiaramente il lievito per dolci non ce n'era una volta, si faceva il lievito madre, ma non in queste preparazioni. E vi ho detto già che si sostituiva il lievito per dolci con il bicarbonato, ma già qua andiamo un po' più avanti diciamo nel discorso di... Intanto Bina, raccontaci un pochettino di queste noci e di quest'uva passa. Sì, allora cara, vediamo un po' le noci. Per 100 grammi abbiamo 610 calorie. Io vi consiglio a livello nutrizionale di acquisirne 3-5 al giorno. A livello gastronomico le noci sono utilizzate nella preparazione di dolci come questi di oggi. Sono prive di colesterolo e ricchi di omega 3 e omega 6. Sono ottimi per chi fa sport e utili per la pelle. Contengono fibre, sali minerali quali calcio, ferro, fosforo, potassio e tiamina. Prevengono dal rischio cardiovascolare e regolano la pressione arteriosa. Sono antitumorali. Contengono arginina e vitamina A e del gruppo B, tipo la vitamina B1, B2 e l'acido folico. Contengono melatonina, dunque sono ottime per chi ha problemi di insonnia. Contrasta l'insorgenza delle malattie degenerative quali l'Alzheimer. Ne esistono di diversi tipi, tipo quelli del Brasile, del Chemiri, Pecan, Rosse, eccetera. L'abuso, come tutte le cose, poi del resto, potrebbero provocare diarrea e infiammazione alla bocca e non so se vi è mai capitato di avere delle bolle dentro la bocca. Questo appunto è questo enzima che si ritrova nelle noci che produce questo effetto un po' collaterale. Poi abbiamo l'uva passa. L'uva passa viene classificata come frutta secca oppure di norma si chiama anche uva sultanina o uvetta. È un ingrediente che noi conosciamo bene e usiamo spesso nei dolci, anche come queste ricette, poi tra l'altro tradizionali, usate fortemente nel periodo natalizio per esibire appunto questi fantastici dolci della tradizione. Non tutti però conoscono le proprietà di questa uva passa. Dunque abbiamo il 70% di carboidrati, il 2% di proteine e il 5% di fibre. Cara, questa uva passa sai che ha un'altra colorazione, oltre ad essere diciamo violetta, può essere anche di un altro colore, sai, il vino bianco e il vino rosso che poi sono, appartengono alla familiarità. Quindi stai usando l'uva passa di che colore? Quella viola? Quella sì, quella scura, sì, sto usando quella là. Ok, perfetto, è ricca di tannini. Si può usare anche quella bianca, ma diciamo che poi è ben diverso in questo senso. Diciamo che questa uva passa l'hai comprata e messa già lì oppure l'hai tenuta in ammollo? Allora, praticamente l'uva passa va tenuta un po' in ammollo per un Perfetto. discorso sia di morbidezza dell'uva passa stessa e comunque per una sorta di, diciamo, di per lavarla un pochettino, dai, detto proprio impropriamente. Poi Sì, giusto. questo discorso va fatto, non va messa direttamente dal contenitore nell'impasto, va tenuta a mollo. Per tempi diciamo brevi, magari possiamo tenerla in un po' di acqua tiepida, giusto se abbiamo, ma se lo prepariamo un po' prima, la mettiamo tranquillamente nell'acqua fredda e poi dopo, quando la mettiamo nell'impasto, ovviamente va strizzata e non è che ce la possiamo mettere con tutta l'acqua.
la mettiamo nelle mani, la strizziamo e la mettiamo direttamente nell'impasto, anche perché l'impasto ha una preparazione brevissima, nel senso che serve sostanzialmente a raccogliere le noci, l'uva passa e amalgamarle con questo miele per formare una sorta di poltiglia che poi possiamo mettere nell'interno. Quindi diciamo è giusto il tempo di far sciogliere un pochettino il miele, anche perché quello di arancia è un po' più zuccherato, per cui sembrerebbe che, però diciamo il senso è quello là, cercare di amalgamare gli ingredienti, insomma. Intanto io qua sto per finire, ancora un altro poco di farina, abbiamo messo adesso, l'abbiamo tolta dalla ciotola e l'abbiamo messa sulla spianatoia per poterla lavorare bene. E così l'impasto, vedete, adesso ancora è un po' troppo morbido, ve lo faccio vedere giusto per regolarvi, però va fatto un altro pochino, ce lo dobbiamo mettere, un altro po' di farina. Poi mi raccomando, una volta finito l'impasto lo dobbiamo tenere al caldo, nel senso, adesso diciamo che le case sono riscaldate perché ci sono i riscaldamenti, una volta erano un po' freddine, per cui si metteva l'impasto in una ciotola e si teneva vicino al caminetto, perché l'impasto doveva essere caldo, se no non si lavorava. Così mi diceva mia nonna, mia mamma, ma non lo so se è vero, però noi comunque facciamo così. Il fatto che le case sono calde, basta che ci mettiamo uno strofinaccio sopra, la ciotola, e poi quando le quantità sono poche ci sbrighiamo subito, per cui non necessitiamo di questo discorso di calorie. Quando le quantità sono eccessive, tipo quando li facciamo noi, li facciamo tutti insieme a casa di mamma, faccio le mie, faccio quelle di mia sorella, facciamo 1 litro e mezzo di liquidi, 1 litro e mezzo sono 3 litri, per cui allora li mettiamo in una ciotola vicino al caminetto e lo prendiamo a pezzi mano a mano. Diciamo che Cara, l'impasto... scusami, volevo farti una domanda. Che tipo di farina stai adoperando? Zero, zero. Farina, farina Quindi, bianca, diciamo, ecco. Farina perfetto, quindi poco raffinata, Sì, sì, perfetto. sì, 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 sì. Mo, io non so se una volta si usava la farina di semola, questo non sono riuscita a carpirlo, per cui da quando li facciamo abbiamo usato sempre questa farina 00, quindi non so se poi la farina zero che c'è adesso oppure va bene lo stesso. Noi per adesso, diciamo, da che li facciamo usiamo la farina 00, la farina per i dolci in sostanza. Certo, certo. Si possono anche, diciamo, utilizzare altre tipologie di farine, poi dipende sempre dalla compattezza e dalla bravura della nostra cuoca. In effetti la farina appartiene ai carboidrati, contiene glutine ed è ricca di fibre e pochi grassi. Contiene vitamina PP, ferro, calcio e potassio, è una sostanza davvero polverosa con livelli di granulometria e abburrattamento specifici ricavata dalla macinazione dei semi di grano di tenero o grano duro. Io più o meno a livello nutrizionale per avere un impasto alquanto morbido, giustamente come sta facendo la nostra cara Graziella, è ovvio, ottima farina 00 o di tipo 0, forse quella di tipo di grano duro era più per la pasta, Sì, credo. sì, infatti io per gli impasti di pasta uso quella di semola tranquillamente. Addirittura la uso Cioè, anche per le fritture perché secondo me resta più croccante e più asciutta. Benissimo, Bina, il tuo intervento è stato preziosissimo e mi fa piacere che l'abbiamo fatto in diretta perché vedi, insomma, diciamo grazie, grazie confrontarci è cara, stato bellissimo. Ehm, grazie. che dire, ci vediamo alla prossima ricetta. Ehm, Dobbiamo adesso fare vedere come si fa la chinulilla. Che dire, è stato veramente piacevole, anzi è una cosa più, secondo me, più bello in questo modo. Quindi ci vediamo alla prossima puntata e grazie ancora, è stato veramente piacevole. Grazie a te, ciao Ciao. cara, a presto.